Questa ragazza era una regina, ma il suo popolo le diede un nome più grande, Reginella Santa. Ma perché? Io voglio sapere. E tu? Sono a Napoli nella bellissima Basilica di Santa Chiara e lei è Maria Cristina di Savoia. Nel 1832 sposa Ferdinando II di Borbone, re delle due Sicilie, e diventa regina. Poteva vivere nello sfarzo del Palazzo Reale di Napoli e invece decise di fare qualcosa di semplice ma rivoluzionario: aiutare i più bisognosi. Al suo arrivo a Napoli dona parte del denaro destinato ai festeggiamenti per le nozze a 240 spose senza dote. Al Monte di Pietà riscatta gli oggetti impegnati dai napoletani più poveri. Ma Maria Cristina di Savoia non si fermava alla carità fatta da lontano. Chiedeva ai frati e sacerdoti di Napoli quali fossero le persone più bisognose in città. Poi andava e le aiutava, il tutto in silenzio, senza mettersi in mostra. Poi, a soli 23 anni, dopo aver dato alla luce il suo unico figlio, Francesco II di Borbone, non riuscì più a riprendersi dal parto. Napoli si fermò e al suo funerale c'era un popolo intero in lacrime. Ma la sua storia non finisce qui. 30 anni dopo, a Genova, Maria Vallarino, una donna affetta da un tumore al seno considerato inguaribile dai medici, si affidò all'intercessione di Maria Cristina. Dopo aver ricevuto una reliquia appartenuta alla regina, guarì in modo inspiegabile e quella guarigione fu riconosciuta come miracolo per la sua beatificazione. Nel 2014, proprio qui, nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, Maria Cristina di Savoia fu proclamata beata con l'autorizzazione di Papa Francesco. Ma prima ancora della beatificazione, Napoli le aveva dato il nome più bello, Reginella Santa, perché Maria Cristina non aveva governato con la corona, ma con il cuore. Tu avevi mai sentito parlare della Reginella Santa? Se vuoi conoscere altre storie simili, segui il profilo.